Agrigento meta del turismo internazionale. Presso il porticciolo turistico di San Leone una famiglia proveniente dalla fredda Svezia ha deciso di passare le vacanze estive qui nella nostra città. Con a seguito un veliero di 20 metri, Alessandro Chiesi e i suoi amici stazionano sulla loro barca nel mare agrigentino. I come from Sweden. From Gothenburg in Sweden. Vengo dalla Svezia, da Göteborg. La prima motivazione per cui abbiamo scelto la Sicilia sono i miei amici agrigentini e poi perché qui in Sicilia la gente è molto amichevole e calorosa. Why Agrigento and not Palermo? For example. Palermo it's too big. Abbiamo scelto Agrigento e non Palermo perché Palermo è troppo grande e soprattutto se come noi vivi al porto, a Palermo si respira troppo smog e inquinamento e non è un fattore positivo per noi turisti. Mentre qui, essendo Agrigento una città più piccola, ce n'è di meno e si vive meglio. Alessandro e i suoi compagni di bordo trascorrono il loro tempo in barca a gustare il nostro cibo, effettuando lunghe traversate della nostra costa che va da Licata fino a Sciacca, affascinati dalla splendida Scala dei Turchi e gustando le nostre specialità culinarie. For the moment with my friends here from Sweden. Qui sulla barca vivo con i miei amici svedesi perché ormeggiare una barca da solo è piuttosto difficile e loro mi sono di grande aiuto. Il nostro porto di riferimento è Sciacca e di solito lì stiamo sia d'inverno che d'estate. Un giorno tipo per me inizia presto al mattino perché sono uno che ama godersi il giorno. Mi faccio un caffè e poi mi metto qui a rilassarmi. Se siamo fermi al porto come ad adesso, dopo un'abbondante colazione ci spostiamo a fare il bagno al largo per le spiagge salleonine, mentre invece se ci spostiamo da qui preferiamo goderci queste calde acque facendo dei tuffi dalla barca, è proprio fantastico. All'interno della barca tutti i comfort, TV, aria condizionata, cucina. Anche in inverno, quando in Svezia ci sono temperature rigide che arrivano fino a 20 gradi sotto lo zero, Alessandro in compagnia dei suoi familiari trovano un po' di tempo per ritornare ad Agrigento nella loro barca che viene ormeggiata presso il porto di Sciacca al fine di godersi delle temperature un po' più calde di quelle svedesi. And San Leone is my favorite port. San Leone è il mio porto preferito, Licata è il secondo posto più bello dopo San Leone e la Scala dei Turchi e Costa Bianca sono anche i migliori. Ho notato che il lato nord della Sicilia presenta coste rocciose e frastagliate, mentre qui lo adoro perché le spiagge sono sabbiose e comode. Aragina è buono, fast food. Perfect. Le cose che più amiamo della cucina sono le arancine e la pasta, che è perfettamente al dente ovunque, non come in Svezia.